Ciao carissimi, oggi vi faccio il re dei dolci siciliani, il cannolo. Eccoli qui gli ingredienti: abbiamo la ricotta di pecora, strutto, zucchero, un pizzico di sale, un uovo, cacao amaro in polvere, frutta candita tutta bella colorata, granella di pistacchio, vanillina, gocce di cioccolato fondente, farina e marsala. Iniziamo a preparare la crema della ricotta. Ricotta in una bella ciotola. Ci mettiamo lo zucchero e iniziamo ad amalgamare. Ora ci mettiamo la vanillina e amalgamiamo. A questo punto la copriamo con una pellicola trasparente e la lasciamo riposare in frigorifero per un'oretta. In un'altra ciotola ci mettiamo della farina, il nostro strutto, un pizzico di sale, un uovo, un cucchiaino di cacao in polvere amaro e ci mettiamo un cucchiaio di marsala. E iniziamo ad impastare. Una volta preparato il nostro impasto, che deve rimanere bello morbido e compatto, lo mettiamo in una pellicola trasparente, lo copriamo per bene e andiamo a metterlo in frigorifero per mezz'ora. Adesso completiamo la crema di ricotta. La togliamo dal frigo e la passiamo al setaccio. Così facendo la ricotta rimane come una crema. Una volta setacciata tutta la ricotta, andiamo a condirla, come si dice nel gergo tecnico. Gocce di cioccolato e amalgamiamo il tutto. Noi oggi facciamo due versioni: quella classica con le gocce di cioccolato, quindi separiamo la nostra ricotta, e la seconda la facciamo piena di frutta candita, tutta colorata. Facciamola bella ricca, mettiamoci anche un po' di pistacchi, dolci non salati. Come la tradizione siciliana vuole. Adesso la rimettiamo in frigo. Mia mamma dice: la ricotta preparatela un giorno prima che rimane più gustosa. Questo è un trucco siciliano. Iniziamo a preparare le bucce dei cannoli. Spolverata di farina sul tavolo. Facciamo dei dischi con il nostro impasto. Con l'aiuto di questi tubi d'acciaio facciamo i nostri cannoli. Pennello, bianco dell'uovo, spennelliamo la parte sotto della pasta, tubo, facciamo 1 e 2. Schiacciamo bene in modo che i cannoli rimangano belli chiusi. In una pentola abbiamo messo dell'olio di arachidi a scaldare. Quando l'olio è molto caldo, ci immergiamo i nostri cannoli.
Eccoci qui, le bucce dei cannoli sono pronte. Adesso andiamo a riempirle. Con l'aiuto di un cucchiaino riempiamo i nostri cannoli. Adesso ne facciamo uno solo con le gocce di cioccolato. Ne facciamo un altro. Adesso facciamo la guarnizione. Mettiamo 2 belle ciliegine, una qui e una qui. Uno. Questo lo decoriamo con la buccia d'arancio candita. 1 e 2 per dargli un po' di colore. E questo, signori miei, una bella affogata nella granella di pistacchio e una spolverata di zucchero a velo. Il mio dolce è servito, ci vediamo alla prossima ricetta.